questa mattina a Vigo di Cadore durante un'escursione in bici. Un trevigiano 60enne precipita da un tornante e muore dopo un volo di 15 metri. Si trovava con gli amici sul Monte Tudaio. E grave incidente stradale questo pomeriggio a Baone, nel Padovano. Un giovane motociclista ha perso 2 arti dopo essersi schiantato contro un'auto. Ubriaca nel suo primo giorno di lavoro, badante romena picchia l'anziana che assiste, anche i carabinieri intervenuti per calmarla, è stata arrestata. È tornato in procura l'ex assessore alla mobilità del comune di Venezia Renato Boraso, in carcere per l'inchiesta sulle tangenti. Non dirò nulla fino a quando non sarà finito l'interrogatorio, dice il suo avvocato. Predazioni, da Vicenza arriva al SIA l'allontanamento dei lupi con pallottole di gomma. La sperimentazione parte ad Arsiero e Torre Belvicino. Parte lunedì sui Colle Euganei la vendemmia. Secondo gli agricoltori il luglio caldo ha reso i chicchi succosi e questa sarà un'ottima annata, soprattutto per il serprino. Entra nel vivo il raduno degli scout a Verona, che ieri sera hanno cantato sulle note memorabili di Gianni Morandi. Emozione anche per l'alzabandiera in migliaia da tutta Italia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la tragedia che si è verificata questa mattina sulle Dolomiti in comune di Vigo di Cadore. Un uomo di 60 anni, originario di Mareno di Piave, ha perso la vita mentre assieme ad alcuni amici stava effettuando una discesa in sella alla sua e-bike. È finita in tragedia, quella nata in origine come una normale gita tra amici. Sono le 9:30 quando la centrale del SUEM 118 viene allertata da alcuni ciclisti che hanno visto precipitare un loro compagno dalla strada silvopastorale che collega la frazione di Piniea a Vigo di Cadore con la cima del Monte Tudaio. Claudio Berno, 60 anni, di Mareno di Piave, stava scendendo la tortuosa mulattiera a bordo della sua e-bike quando in prossimità di un tornante la bicicletta si sarebbe piantata, forse per un errore di manovra o a causa del terreno dissestato, sbalzandolo e facendolo precipitare nel vuoto per una quindicina di metri nel ghiaione sottostante. Impossibilitati a raggiungerlo, i compagni hanno subito dato l'allarme vedendo che l'uomo giaceva immobile e non rispondeva ai loro richiami. Sul posto è quindi intervenuta la squadra del soccorso alpino di Centro Cadore con l'ausilio dell'elicottero Falco 2 che ha provveduto a calare con il verricello l'equipe medica per prestare le cure urgenti all'uomo, apparso cosciente in prima battuta seppur in condizioni gravissime dovute ai traumi riportati. Imbarellato e issato a bordo, Claudio Berno ha cominciato ad aggravarsi durante il tragitto verso l'ospedale e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. Diciamo che una caduta di questo tipo crea dei danni interni al di là della conformazione del terreno, quindi si innescano delle energie molto importanti, per quello che bisogna fare la massima attenzione, avere la massima attenzione nei tratti più pericolosi. Berno, che di lavoro era agente di commercio per un'azienda del settore chimico con sede a Milano, è l'ennesima vittima della montagna, luogo che può dare al pari di quanto può togliere e che deve essere sempre affrontato con la massima cautela e preparazione. Il monito dei soccorritori, che ricordano l'importanza della prudenza anche a fronte della crescente popolarità del ciclismo nel territorio delle Dolomiti. Bisogna avere la massima attenzione nella fase di discesa, perché si raggiungono velocità anche importanti e il fondo è sconnesso, quindi bisogna avere un'ottima preparazione sia fisica che mentale nell'eseguire le manovre. Chiediamo di fare attenzione e laddove nei tratti più ripidi magari scendere e accompagnare la bicicletta onde evitare cadute che potrebbero purtroppo trasformarsi in casi veramente gravi o addirittura mortali. E grave incidente questo pomeriggio a Baone, siamo nel Padovano. Un motociclista di 23 anni è in condizioni disperate dopo essersi scontrato contro un'auto. Uno schianto potentissimo che ha fatto sbalzare il motociclista prima sull'asfalto e poi sul campo lungo la carreggiata. Grave incidente a Baone lungo la strada provinciale 89 che collega la frazione di Riva d'Olmo con Cinto Euganeo. Un 23enne in sella ad una moto proveniente da est si è schiantato contro un'auto che arrivava dal senso opposto di marcia. Nell'impatto violento il giovane, che risiede a Sant'Urbano, ha perso un braccio ed una gamba che sono stati tranciati di netto. Sul posto è arrivata la polizia locale
stradale di Este, che ora sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Il 23enne Centauro è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono molto gravi. Illeso ma sotto shock il conducente dell'auto che si è scontrato contro la moto. E quello che sta per cominciare si preannuncia un fine settimana da bollino nero per le strade ed autostrade del nord-est, soprattutto la giornata di domani. Attenzione massima alla A4, alla Romea e agli snodi più critici della A27. L'appello dei sindaci di diluire le partenze. Dovrebbe essere l'ultimo sabato da bollino nero a nord-est, l'ultimo di un'estate incandescente anche sul fronte della mobilità. Decine di migliaia di turisti che si metteranno alla guida, soprattutto per il rientro dai luoghi di villeggiatura, ma non mancheranno i nuovi vacanzieri. Sulla rete di autostrade Alto Adriatico la previsione è di 182.000 transiti, con ben 26.000 ingressi solo alla barriera dell'Isert. Occhi puntati sulla 4, in particolare sul tratto maledetto tra Veneto Orientale e Marca Trevigiana, dove si viaggia a 2 corsie. Sarà comunque un sabato molto difficile, soprattutto molto caldo, perché la situazione è questa: mancano infrastrutture, e quindi quando mancano infrastrutture poi fai fatica anche a reggere questi numeri. Dalle autostrade alle arterie ordinarie il copione non cambia, si prevedono picchi di traffico sulla Treviso Mare, in Feltrina e su tutta la viabilità dalla montagna, i soliti coni di bottiglia sparsi tra Cadore e Longarone, direzione Pian di Vedoia. Altra sorvegliata speciale a sud, la solita Romea, dove i flussi maggiori si prevedono verso Piove di Sacco e il Padovano. Così il sindaco di Rosolina, che lancia un appello. Siano fatte veramente le cosiddette partenze e gli arrivi intelligenti, perché tra l'altro noi sabato registriamo un altro grosso boom di arrivi. Abbiamo la polizia stradale che sta facendo un bel lavoro del commissariato di Rovigo, della postale di Rovigo, per mantenere la sicurezza e per snellire il flusso. È una vicenda dai contorni sicuramente oscuri, quella attorno all'incidente avvenuto sul passante di Mestre. Tra le ipotesi di indagine della Procura c'è anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fuga e danneggiamento, abbandono di minore, ma soprattutto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono queste le ipotesi di indagine sullo schianto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo il passante di Mestre tra i caselli di Spinea e Martellago, su cui la Procura dovrà fare chiarezza. Un'auto con a bordo 2 adulti e 5 bambini tra i 5 e i 7 anni, tutti di origine medio-orientale, ha colpito il furgone di interventi stradali di una ditta esterna che stava lavorando su un cantiere notturno e l'impatto l'ha messa fuori uso. Dopo essersi schiantati contro il furgone, i 2 uomini a bordo dell'auto sono fuggiti a piedi per i campi. Uno se l'è cavata, l'altro invece è stato preso. Nello schianto un operaio è rimasto lievemente ferito, ma i bambini nell'auto hanno avuto la peggio, 2 in particolare trasportati in pediatria all'ospedale di Padova con varie fratture dagli operatori del SUEM 118 giunti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale. Nessuno però è in pericolo di vita. Le indagini ora cercheranno di chiarire le responsabilità dei 2 uomini nell'auto, ma soprattutto di ricostruire i passaggi che hanno portato i 5 bambini in Italia, non da ultima la loro destinazione, considerata anche la loro giovanissima età. A Venezia ora con la cronaca giudiziaria, l'inchiesta Palude nel secondo giorno di interrogatorio per l'ex assessore Renato Boraso. Il suo legale, l'avvocato Umberto Pauro, ha scelto il silenzio. Seconda giornata di interrogatorio in procura a Venezia per l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, arrestato con l'ipotesi di reato di corruzione e unico tra gli indagati ancora in carcere, quello padovano, da un mese. È arrivato poco prima delle 11, uscito verso le 17. Non rilascio dichiarazioni, scusate. Il suo legale ha ribadito quanto già detto ai nostri microfoni telefonicamente nelle scorse ore, di non voler rilasciare alcuna dichiarazione fino al termine dell'interrogatorio, che con tutta probabilità sarà la prossima settimana con il terzo round. In questo momento preferiamo non fare dichiarazioni e aspettare, farci sentire
confrontarci con i pubblici ministeri. Boraso è chiamato a rispondere di 12 capi di imputazione che lo riguardano, relativi a destinazioni d'uso di aree commerciali, un parcheggio a ridosso dell'aeroporto di Venezia e trattative immobiliari di vario genere. Operazioni per le quali si sarebbe appoggiato a società immobiliari da lui controllate, facendo favori in cambio di mazzette. Nella vicenda rientra anche la vendita di Palazzo Papadopoli al magnate orientale Kwong, anche lui indagato, con base d'asta progressivamente ribassata da parte dell'imprenditore dell'area dei Pili di proprietà del sindaco di Venezia Brugnaro, indagato a sua volta. Lunedì scorso, le prime 8 ore di fronte ai PM Baccaglini e Terzo, Boraso le ha dedicate a un'introduzione generale per contestualizzare la sua attività di amministratore pubblico e di mediatore immobiliare. In questi interrogatori invece si entra nello specifico. Intanto è stata accolta l'istanza dell'avvocato Pauro, quindi Boraso potrà ricevere la visita del figlio in carcere come richiesto, che con buona probabilità sarà nel fine settimana. Ubriaca nel suo primo giorno di lavoro, badante romena picchia l'anziana che assiste. È stata arrestata. La vicenda è accaduta nelle scorse ore a Padova. Primo giorno di lavoro, ubriaca crea il caos picchiando non solo l'anziana che doveva assistere, ma anche la sorella della signora e i carabinieri. Dal contratto per un impiego all'arresto il passo è stato breve per una badante romena di 50 anni. La donna era stata assunta per assistere una 90enne padovana, ma nel suo primo giorno di lavoro ha malmenato l'anziana lasciandola a digiuno. Ematomi vistosi notati dalla sorella 80enne della donna, che era andata a farle visita trovando la parente visibilmente scossa e in lacrime. La signora ha avvisato subito il nipote e ha chiesto spiegazioni alla badante, ma a quel punto l'ira della 50enne romena, in preda ai fumi dell'alcol, si è riversata contro di lei aggredendola. All'arrivo anche il figlio della 90enne è stato insultato e malmenato per aver chiesto di andarsene. L'uomo ha deciso così di chiamare i carabinieri. La furia della 50enne non ha risparmiato nemmeno i militari e gli impiegati dell'agenzia che le avevano trovato il lavoro. La badante ha preso a schiaffi i carabinieri e li ha spintonati. Alla fine è stata portata in caserma, dove ha preso a calci altri militari. La donna è stata così arrestata per violenza pubblico ufficiale e poi scarcerata in attesa del processo previsto per il 12 settembre. Le due anziane sorelle malmenate hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni, ma per loro lo shock è stato forte. Ed ora gli sviluppi nel Vicentino delle indagini del misterioso giallo internazionale che vede coinvolta la sparizione di una ricca ereditiera. Gli inquirenti sono a caccia del corpo che potrebbe essere stato nascosto nei dintorni di Cogollo del Cengio. La grande operazione di ricerca di Ana Maria Henao, la statunitense scomparsa a Cogollo del Cengio, restano sospese, ma l'indagine è tutt'altro che conclusa. Per 2 giorni, a ridosso del terzo tornante della vecchia strada del Costo, una cinquantina di uomini hanno setacciato palmo a palmo la zona nel raggio di 300 metri. Polizia italiana e spagnola, vigili del fuoco, unità cinofile del soccorso alpino e un rappresentante dell'FBI americana hanno cercato riscontri riguardo ad una segnalazione GPS di un'auto noleggiata e condotta dal marito proprio da queste parti. L'uomo di origini serbe, arrestato, è in carcere in Florida, è accusato di sequestro di persona della donna da cui stava divorziando. In ballo c'era il patrimonio miliardario da spartire. La donna invece ha fatto perdere le proprie tracce a febbraio a Madrid, in Spagna. Il sospetto degli inquirenti americani è che l'uomo abbia rapito e ucciso la donna, trasportando il corpo dalla Spagna in Serbia con un'auto a noleggio, transitando proprio anche nel Vicentino. L'uomo avrebbe potuto già disfarsi del cadavere da queste parti dopo averlo occultato in una valigia. Potrebbe essere nascosto tra gli anfratti della zona boschiva isolata. Al momento vige il massimo riservo delle autorità sullo sviluppo delle indagini di questo giallo internazionale. E c'è purtroppo un aggiornamento sui casi di West Nile, perché un 83enne colpito dalla febbre del Nilo dovuta al virus trasmesso dalla zanzara è deceduto all'ospedale di Schiavonia. La vittima è Denis Petranzani, imprenditore molto conosciuto a Conselve per il suo impegno nel volontariato. Nelle scorse settimane erano comparsi i sintomi di una meningoencefalite ed era stato ricoverato in terapia intensiva.
intensiva, ma le sue condizioni purtroppo si sono aggravate negli ultimi giorni. L'83enne è la seconda vittima di West Nile quest'estate, dopo l'85enne di Candiana, deceduto a fine luglio. E torniamo ora a parlare di lupi e di predazioni. Arriva il sì all'allontanamento dei lupi con pallottole di gomma, sperimentazione che parte nel Vicentino, ad Arsiero e Torre Belvicino. Al via gli interventi di allontanamento del lupo con pallottole in gomma. Si parte in via sperimentale da Arsiero e Torre Belvicino dopo il parere favorevole arrivato dal Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto e ISPRA su richiesta della Polizia Provinciale di Vicenza, alla luce del numero preoccupante di predazioni riscontrate da inizio anno sul territorio. Si tratta di poter utilizzare, come avevamo richiesto, questi che sono dei proiettili di gomma per poter dissuadere quelli che sono gli atteggiamenti confidenti del lupo nell'avvicinarsi agli allevamenti, alle malghe e alle abitazioni. La Polizia Provinciale potrà operare e sparare con i proiettili di gomma, quindi non ci saranno ferimenti verso i lupi, ma semplicemente la volontà di allontanare questi lupi dal territorio che si intende difendere. Interventi che devono essere attuati in territori delimitati e che prevedono una procedura ferrea. È necessario verificare la presenza costante del lupo in un'area e i punti di passaggio nei pressi di allevamenti per procedere con metodi di dissuasione. Installate già le fototrappole nei perimetri specifici delle località indicate e studiate le abitudini del lupo, sarà possibile solo agli agenti della Polizia Provinciale adeguatamente formati intervenire. Vengono messe delle fototrappole per vedere i movimenti dei lupi, gli avvicinamenti, più o meno capire gli orari e quando si avvicinano. Dopodiché viene fatta questa valutazione e vengono organizzati dei turni H24. Se si incontra il lupo in questa zona verrà fatta la dissuasione. Nel Vicentino si conta la presenza di circa 10 branchi che grosso modo corrispondono ad un'ottantina di lupi. A preoccupare è il rischio di un incremento numerico non sostenibile dal territorio. Pertanto, come avviene per altre specie selvatiche, la provincia chiede che venga definito anche un carico massimo di presenze in base alle possibilità dell'area geografica di riferimento. Come avviene per tutti gli animali selvatici, un territorio non può sopportare una crescita infinita di questi animali. Attraverso uno studio con gli uffici competenti, con delle persone competenti, definire qual è il massimo carico di lupi che il territorio della provincia di Vicenza può sostenere. Lunedì 26 agosto il via ufficiale alla stagione della vendemmia. Secondo gli agricoltori questa potrebbe essere una buona annata grazie alla qualità eccellente delle uve. Si comincia da Baone con i vigneti delle varietà Chardonnay e Pinot Grigio. La vendemmia 2024 comincerà lunedì e interesserà tutto il territorio dei Colli Euganei, fresco di nomina riserva della biosfera MAB UNESCO. Vini che quest'anno, secondo le previsioni degli agricoltori, rispecchieranno la meraviglia, dato che gli auspici sono dei migliori. Una vendemmia che ci aspettiamo positiva rispetto alla qualità delle uve presenti sui nostri territori, nonostante un inizio d'anno segnato da forti piogge e quindi leggere criticità per quanto riguarda la gestione delle malattie. Da fine aprile a metà luglio i viticoltori hanno incrementato i trattamenti ai vigneti al fine di scongiurare eventuali malattie provocate proprio dalle abbondanti precipitazioni verificatesi a maggio. Ma se la primavera è stata molto piovosa, l'esplosione del caldo all'inizio di luglio ha fatto maturare al meglio le uve. Risultati eccellenti sono attesi per il Serprino, il vino re degli Euganei, bene pure la varietà Garganega, così come il Moscato e il Cabernet Sauvignon. Sulla vendemmia però pesa sempre l'incognita cinghiali. La vendemmia è un momento di festa, è un momento di raccolta, di un anno di lungo lavoro per i nostri soci, ma anche di criticità. Sappiamo benissimo che nei Colli Euganei sono presenti una numerosa popolazione di cinghiali e quindi chiediamo ovviamente che nel momento in cui vengano segnalate la presenza degli ungulati nei vigneti ci sia un pronto intervento da parte dei selecontrollori in modo da ridurre il più possibile i danni. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, in provincia di Padova sono 7.500 gli ettari vitati per un fatturato anno che sfiora i 70 milioni di euro. L'anno scorso inoltre sono stati coltivati 1.200 ettari con il metodo biologico, ovvero il 16% del totale.
E torniamo ora a parlare della 3 giorni degli Scout a Verona, dove ieri sera si è esibito Gianni Morandi. Emozioni in musica e riflessioni sulla felicità per i 50 anni del gruppo Agesci. Che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. È stato davvero un mondo d'amore quello che a Verona ha accolto il mito Gianni Morandi per il via ufficiale alla RUT 2024, evento che nel capoluogo scaligero sta richiamando oltre 20.000 capi e cape scout provenienti da tutta Italia. Dal palco Morandi ha tessuto il suo inno alla musica. È un grande veicolo che aiuta la gente, che fa star meglio, la musica porta felicità secondo me. C'era un ragazzo, fatti mandare dalla mamma, stai andando forte, alcune hit di una carriera che abbraccia intere generazioni. È proprio la musica il fil rouge delle celebrazioni per i 50 anni della Agesci, una storia fatta di emozioni e tempi diversi, ma con valori ed esperienze comuni. È amicizia e fratellanza, è servizio e carità, è comunità. Prima del canto, signor tra le tende schierati con cui tradizionalmente gli scout terminano le loro giornate di campo, si sono avvicendati sul palco il narratore Roberto Mercandini, l'attrice Camilla Filippi e il poeta e scrittore Joe Evan con le loro riflessioni sulla felicità. Infine l'alzabandiera che ha aperto una 3 giorni destinata a rimanere a lungo. Compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri. Sì, io t'amo più della mia vita. E domenica alle 17:45 un appuntamento davvero molto particolare sulla nostra emittente. Manderemo in onda in diretta la Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone. Un gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria. Tira piano piano casca sau, questa è la varia di me non mi da sau e vai, e tira piano piano casca sau, non ti preoccupare cavolao. L'Italia è bella proprio per questo, perché in ogni luogo, in ogni territorio, quindi non in ogni regione, ma in ogni area d'Italia ci sono delle peculiarità particolari. Peculiari come la Varia di Palmi, 600 anni di storia per un evento dichiarato patrimonio UNESCO nel 2013. La Calabria chiama e il Veneto risponde perché le tradizioni non hanno confini. Ecco il senso di questo gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria, raccontare una manifestazione dalle radici lontane, nate per celebrare a Palmi l'Assunzione della Madonna e accompagnata dal fervore e dalla devozione della folla. Una manifestazione religiosa che sta nella storia, scritta nel XVII secolo, quando in tutta Europa nascevano queste feste religiose nelle quali il popolo intendeva avvicinarsi sempre più al Padre Celeste e costruiva queste macchine meccaniche fatte artigianalmente, dove il più in alto cercavano di portare appunto un'animella o di portare la Madonna all'Assunzione più vicino al Padre Celeste, più vicino a Dio. A fine 800, inizi 900, un palmese costruì la caratteristica macchina conica alta 16 metri che attraversa il paese e dove a bordo trovano posto i figuranti, dagli apostoli agli angeli, dal Padre Eterno all'animella. L'animella è questa bimba che sta in cima ai 16 metri e viene portata nel momento della scasata, cioè del colpo di cannone, per la via principale di Palmi tra centinaia di migliaia di persone. Dalle 17:45 di domenica in diretta su Antenna 3, un evento ricco di tradizione, fede, arte e cultura. Un messaggio a tutti i telespettatori, permettetemi anche ai calabresi, e sono tantissimi, sono veramente migliaia nel Veneto. Seguiteci su Antenna 3 Nord-Est, vi divertirete perché abbiamo messo in piedi una bellissima manifestazione, un bellissimo evento con una regia mobile con 10 telecamere, ci saranno delle radiocamere, ci sarà un drone che sorvolerà le enormi piazze e quindi ci mostrerà ogni momento, e al momento della scasata ci sarà anche una piccola camera sotto l'animella che ci farà godere tutto il percorso. Vi aspettiamo numerosi domenica sera. Volare, a varia per scasare.
Bolini, Bolari, Avaria Vescasari, o sparo di cannoni, Avaria Vescasari. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.